Il gioco d'azzardo patologico è un disturbo che non colpisce solamente la persona, ma anche gli amici ed i familiari di questa. È un disturbo che provoca danni a livello fisico, a livello psicologico, a livello sociale e a livello lavorativo. La presenza di 4 o più sintomi per un periodo di 12 mesi potrebbe indicare che il soggetto soffre da dipendenza dal gioco d'azzardo. La persona potrebbe soffrire di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico se sente la necessità di scommettere cifre sempre più alte per raggiungere uno stato di eccitazione. Prendiamo ad esempio un giocatore di slot machine. Questo all'inizio punterà poco e per tempi ridotti. Man mano che la dipendenza evolverà, le cifre del tempo impiegato aumenteranno drasticamente. Questo a causa della sempre maggiore difficoltà nel raggiungere lo stato eccitatorio. La giocata o la vincita provocano sensazioni di benessere nel giocatore. A lungo andare questa sensazione viene raggiunta con sempre maggiori difficoltà a causa della tolleranza. Il giocatore di conseguenza per superare questo ostacolo dovrà aumentare il tempo e le puntate in modo da raggiungere lo stato eccitatorio desiderato.